La Sardegna protagonista del Turisma ancora un'altra volta. Sì, ancora un'altra volta, ma questa volta veniamo ad annunciare un bellissimo evento per la Sardegna e anche per l'Italia. Noi siamo sempre stati a Firenze, a Turisma, abbiamo presenziato a Paestum. Questa volta comunicheremo a tutti che per la prima volta nella storia della Sardegna faremo una fiera dell'archeologia a Cagliari. Inviteremo il mondo in Sardegna. Noi andiamo nel mondo per poi portare il mondo da noi. Racconteremo la nostra storia identitaria, questo bellissimo progetto della Sardegna Isola Megalitica, quindi accompagneremo tutto ciò che è stato fatto in questi anni dalle persone che hanno collaborato con la Regione Sardegna al turismo in questo bellissimo evento che si chiama Turisma, quindi abbiniamo tutte queste belle professionalità, arricchiremo archeologica con la fiera dell'archeologia e turismo tutta assieme per raccontarlo al mondo. Il turismo archeologico è una forma di turismo a cui noi dobbiamo puntare. Quindi, prego. Il rispetto dell'ambiente e i monumenti storici, dal nuragico, dal pre-nuragico sino alla tarda età contemporanea, all'archeologia industriale, passando per il grande romanico dell'età giudicale. Vede, questo è il punto. La Sardegna viene conosciuta per alcuni aspetti. Adesso, ad esempio, noi siamo conosciuti per il romanico e non per il nuragico. E quindi noi dobbiamo abbinare questo grande evento tra romanico e nuragico perché è una potenzialità in più. La nostra storia identitaria è poco conosciuta nel mondo. Noi quello che dobbiamo fare in questo grande evento che si terrà a Cagliari più o meno nel mese di maggio sarà proprio quello di raccontare chi eravamo e ripartire da chi eravamo e chi siamo. Lo racconteremo a noi stessi sardi e anche a tutti gli altri? Lo racconteremo come abbiamo fatto con Archeologica un mese fa che ha avuto un grande successo, lo racconteremo a noi ma soprattutto faremo venire la gente dal mondo perché poi vorremmo che queste persone che vengono in Sardegna si innamorino della nostra storia identitaria ma vengono anche a farsi le vacanze.